Nuovo incontro della Perilibro, la formula culturale ideata e organizzata dalla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, con Roberto Frison e il suo romanzo La Befana dell'Oro, terza opera della trilogia dedicata al Monte Grappa e al Monte Oro, alla flora, alla fauna, le usanze e le leggende e all'Epifania. Tutto nasce dal fatto che io abito ai piedi del Grappa e che in Grappa comunque ci ho vissuto bene o male, sia nel trascorrere le vacanze in Casara, noi le chiamavamo Casare, adesso si chiamano tutte Maghe, e poi fino ai giorni d'oggi che lo valorizzo con le mie escursioni, visto che comunque sono guida naturalistica anche del Grappa. E il primo libro racconta una parte dei sentieri della Valle Santa Felicita, la Valle Nera perché comunque porta in dote la nomea di Ezzelino III da Romano, il tiranno. E poi il Cavallo del Grappa, che quello è un sentiero particolare che prende il nome dal promontorio del cavallo, il sentiero 52952, e che ha proprio questa la sua morfologia sembra la schiena di un cavallo che affonda la testa nelle propaggini della Valle Santa Felicita. 530 metri di dislivello per 1800 metri di percorso, una faticaccia. E lì purtroppo è morto un ragazzo, Fabrizio Bevilacqua, un runner, quelli che corrono in montagna, e lì è morto anche un frison Domenico nel 59, mio zio, e lui morì andando a Legna lasciando una bambina di 20 giorni. E allora ho incastrato queste storie, soprattutto quella di mio zio, che 2 anni prima è morto suo fratello Giobatta, e che avevano sposato 2 sorelle, pensate, di Santa Mama del Montello. E storie singolari, incredibili, che poi comunque, se cambiamo i nomi, anche in questo libro ultimo che è La Befana dell'Oro, sono abbastanza simili a tutte le persone che hanno conosciuto le fatiche della montagna, i dolori e la morte. E arriviamo a questo qua, che è un romanzo che è pregno di storia, di racconti del Veneto, appunto. È un'osanna alla Befana, e il motivo è presto detto perché l'ho dedicato alla Befana, perché con troppa facilità quest'anno ho notato che amministratori e organizzatori sospendevano e annullavano tutti i falò dedicati alla Befana, i falò d'Epifania, i Panevin, Piro e Paro, Brugnello, Brusemo, Avecia, cambia nome ma è sempre quello, e ha un significato molto profondo dalla notte dei tempi, e allora ho voluto creare una sorta anche di libretto di istruzioni di vademecum per chi magari ha quel dubbio che si insinua dentro, quasi quasi lo sospendo per l'ambiente, che poi voglio dire è proprio l'Italia che determina tutto questo problema dello smog. Allora difendo nel capitolo La lettera, uno trova le sue istruzioni e il modo con cui vincere il timore, la paura dell'annullare dell'evento del Brusara Vecia. Ma soprattutto si riscopre una figura che stavamo abbandonando o comunque ridicolizzando. La Befana è ben più importante, e l'ho ambientato nella civiltà contadina di montagna, perché anche in mezzo alle disgrazie, in mezzo alle fatiche, è uno momento di gioia, e quella gioia non gliela possiamo togliere e non la possiamo neanche rovinare e ridicolizzare, perché la Befana è ben più importante di quello che ci appare oggi. La Befana dell'Oro, appunto perché c'è un'ambientazione, il Monte Oro. Il Monte Oro, che anche quello, la sua etimologia è particolare. Oro in oro al Grappa, o oro perché era ricco di legname. Però in ogni caso è una parte di montagna trevigiana, siamo in territorio di Borso del Grappa, che incredibilmente è animata, è vissuta da tante famiglie di Romano d'Ezzelino. Ma
ci ho incastrato dentro anche la nostra vecchia simbolo, la donna emancipata di Romano, la Catina Baia, la vecchia con la pipa, così ho potuto raccontare anche le pipe de Bors, le pipe di Borso del Grappa.